Un contratto per l'Italia che interessa molto ai veneti, perché nelle 39 pagine, in questo fine settimana al vaglio degli elettori con il gazebo della Lega e con la piattaforma digitale dei 5 Stelle, ci sono argomenti che toccano la quotidianità dei cittadini. Ad iniziare dall'economia, con quel reddito di cittadinanza che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, al ritorno dei voucher e anche quella relativa alle aliquote uniformate che dovrebbero ridurre la burocrazia delle tasse. E ancora la conciliazione sulle cartelle esattoriali, che corre sulla scia della rottamazione da record in Veneto, chiusa pochi giorni fa. Ma i veneti guardano con attenzione anche alla questione immigrati, dopo i casi veneziani di Cona e Conetta, della padovana Bagnoli e nella Marca della Serena e l'ex Zanusso. Qui al punto 12 dell'accordo la Lega sa di giocarsi gran parte del consenso se non ci saranno nuove regole su accoglienze e respingimenti, mentre i 5 Stelle, con i passaggi ancora da concordare definitivamente, punterebbero comunque ad incrementare i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. In discussione anche la gestione delle moschee con una sorta di registro degli imam. Nei 29 capitoli c'è anche la questione vaccini, la discussione sulla legittima difesa e quello che sicuramente coinvolge almeno 2 milioni di veneti, il tema dell'autonomia regionale. È il punto 19, composto da una trentina di righe che raccontano la pressione dei nostri rappresentanti sull'accordo. È uno dei pochi che non ha parti in rosso o giallo, segno che non ci sono tentennamenti sulla via da percorrere, anche perché il monito dal Veneto è chiaro. Questo governo non ha problemi se nasce ad affrontare il tema dell'autonomia perché è rappresentato da due coalizioni, da due movimenti politici che si sono spesi per l'autonomia. Quindi io mi aspetto che questo che nasce sia identificato per noi veneti come il governo dell'autonomia. Del resto noi non facciamo sconti a nessuno, questo deve essere chiaro.